Lo sciopero generale blocca i trasporti e i collegamenti a Venezia. Lo sciopero di 24 ore, ancora in corso, che si concluderà alla mezzanotte di oggi, ha visto per ora una percentuale di adesione molto elevata. I dati sono ancora provvisori, ma nel trasporto pubblico a CTV hanno aderito allo sciopero dei lavoratori il 66,5% del personale impiegato nella navigazione e la punta massima dell'82% nel versante automobilistico questa mattina. Abbassate le armi e alzate i salari, il grido dei lavoratori che hanno espresso tutto il loro sconcerto per la guerra in Ucraina durante il presidio di questa mattina alle Zattere. Abbassare le armi e alzare i salari, perché si torni a parlare di lavoro finalmente in Italia, quel lavoro che dopo una pandemia non ancora finita e una guerra che nessuno ha voluto, è un lavoro che è stato ancora duramente colpito, salari bassi, contratti collettivi al ribasso, perdita di diritti sui posti di lavoro, la questione femminile, anche questa è una questione importante. Lo sciopero generale, proclamato a livello nazionale, non ha riguardato solo il comparto dei trasporti che era comunque il più attenzionato, ma anche altri molti servizi essenziali per la vita della città. Indetto dai sindacati di base e non dai confederali, la partecipazione dei lavoratori è stata comunque alta e trasversale, al di là delle sigle di appartenenza. Perché finalmente si torni a mettere al centro dell'attenzione l'essere umano e il lavoro. Senza lavoro non si muove l'economia.